Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti dello studio di TV7 Match. Innanzitutto un buone feste a tutti quanti voi che ci seguite e questa sera, Ermanno, torniamo ad aprire la trasmissione occupandoci di Africa. Poi parleremo però anche di ambiente, perché parleremo di PFAS, del Deposito Nazionale per le Scorie Nucleari e poi avremo l'appuntamento, tra virgolette, con la storia, con la figura di Ante Pavelic. Sì, certamente. Diciamo che c'è un atto apparentemente positivo, che è quello dell'aiuto da parte della Banca Mondiale, ma nessuno sa che cos'è effettivamente la Banca Mondiale. Il problema rimane che cosa serve, cioè qual è l'aiuto che si dà in Africa. Gli africani hanno un grosso problema e quindi la Banca Mondiale stanzia un certo numero di miliardi per dare la possibilità di avere l'energia elettrica in tutto il paese. Diciamo che il 50% fuori dei centri, diciamo, urbani, la maggior parte delle persone non hanno disponibilità di energia elettrica. Allora torna sempre il vecchio discorso di Cicerone: cui prodest, a chi giova l'energia elettrica? Certamente agli africani, perché sono tagliati fuori da quella che è la nostra economia e soprattutto non possono usufruire di quelle tecnologie che noi ormai abbiamo inventato e utilizziamo normalmente, dal telefonino a tutto il resto. Il problema è a chi giova poi alla fine, alla lunga. Cioè, se la Banca Europea investe 9 miliardi in un'operazione di questo genere, a chi tornerà conto? Tornerà conto all'economia occidentale, perché gli africani non sono in grado di usufruire e sfruttare il mercato dell'energia, né i prodotti che l'energia naturalmente implica, e quindi naturalmente sarà un mercato colonizzante, cioè noi andiamo a colonizzare l'Africa facendo fare un passo avanti. Allora ci domandiamo: vale la pena istruire gli africani perché siano indipendenti e creino una loro economia alternativa e un'economia eventualmente di cui si può anche giovare giustamente anche il resto del mondo, ma per caso la gestione, diciamo, monocorde di questa iniziativa serve veramente agli americani o è un passaggio obbligato per lo sfruttamento di un mercato che noi stiamo creando e che noi continueremo a sfruttare come stiamo sfruttando le risorse africane? E con noi abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire meglio questo fenomeno. Certo, li saluto e li presento per voi che siete a casa e ringrazio per essere qua in studio con noi Roberto Tuninetti. Buonasera. Buonasera Tuninetti. A tutte. Grazie di essere qui con noi, direttore della cooperativa Levante ed è stato coordinatore dello SPRAR di Padova ancora a suo tempo ed ha altri incarichi ancora sempre nell'ambito dell'accoglienza in città. E saluto e ringrazio anche per essere tornato qua nei nostri studi a Lione Badara Diop. Buonasera, grazie di essere qua con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie, è un funzionario della FIOM CGIL di Padova. Allora, certo, Ermanno, dare l'energia all'Africa è anche una scommessa, è un territorio vastissimo, chiaramente. Allora, l'Africa è piena di energia. I pozzi petroliferi che l'Africa, che noi rubiamo normalmente a prezzi e gestendo poi la politica dei vari stati in maniera tale che possiamo appropriarci delle risorse africane a buon prezzo o addirittura rubando, e diciamo che l'Africa non ha bisogno di energia, ne ha, il problema è distribuire questa energia, perché se noi mettiamo pannelli solari sul deserto del Sahara, hanno calcolato che il
5% della superficie del Sahara sarebbe sufficiente a dare energia tutto l'anno a tutta l'Europa. Questo vi dà l'idea del potenziale che c'è. Quindi non è che abbiamo bisogno di scavare, di fare dighe, di fare cose di questo genere. Poi si fanno anche queste, ma per esempio le dighe che sono state fatte in Africa sono state fatte per il trasporto dell'energia in Europa. Questo è un altro fattore. Questo per spiegare che cos'è l'Africa. Quindi se l'Africa è povera e non è in grado di superare determinati ostacoli economici e finanziari è perché normalmente viene depredata. Allora, se vogliamo far capire ai nostri telespettatori qual è il problema reale dell'Africa, è l'Africa o siamo noi a creare questo problema? E io vorrei una risposta di Tuninetti in questo senso. Prego. Ma purtroppo quello che assistiamo in Africa lo assistiamo da secoli e secoli, cambiano le forme ma non cambia la sostanza. Noi siamo partiti da un sistema colonialista dove lo sfruttamento delle risorse, delle energie, delle persone veniva, soprattutto del sottosuolo, di minerali, delle risorse preziosissime che ha l'Africa, veniva imposto militarmente in maniera evidente, plastica, insomma. Pensiamo solo alla tratta degli esseri umani. Una volta li si caricavano a bastonate sui bastimenti per portarli a raccogliere il cotone nei campi degli Stati Uniti. Oggi siamo arrivati a un livello di tale sofisticazione per cui sono loro che rischiano la pelle per venire a fare gli schiavi da noi, no? Perché molte di queste persone sono costrette a peripezie inarrivabili e indicibili pur di riuscire ad avere una prospettiva per se stessi e per la propria famiglia. Una volta si chiamava tratta degli schiavi e in questo senso Giuseppe Garibaldi ne sapeva qualcosa. No? Ecco. Adesso invece la chiamiamo accoglienza, noi siamo buoni. Certo, infatti abbiamo invertito l'ordine dei fattori, ma la sostanza rimane. La sostanza rimane questa, cioè nel senso che una volta i francesi, gli inglesi, gli olandesi governavano direttamente questi paesi, almeno si assumevano la responsabilità di quello che facevano. Oggi abbiamo le multinazionali che ingaggiano politicanti corrotti, eserciti di mercenari, alla fine per far fare le stesse identiche cose. Abbiamo gli esempi classici, la maggior parte dei paesi francofoni in Africa ha il CFA, il franco francese, poi a seconda della zona, comunque monete collegate alla banca centrale francese, dove sostanzialmente la Francia detiene le riserve auree di quei paesi e quindi ne controlla sostanzialmente l'economia e il debito. Laddove, come abbiamo visto, io penso sempre con grande nostalgia a quegli anni che ho vissuto solo da piccolo, insomma, avevamo stati come il Burkina Faso che esprimevano dei politici e dei filosofi, degli uomini di cultura fondamentali, importanti per la storia di tutto il continente, e li facevano ammazzare direttamente. Le esperienze non, come dire, genuflesse alle politiche prevalentemente occidentali sono state bombardate a ras del suolo. Vediamo che cos'è successo semplicemente in Libia recentemente, ma pensiamo a quando accusiamo gli stati africani di non essere a sufficienza democratici. Quando sbagliano a votare perché votano qualcosa che noi non gradiamo, gli facciamo ripetere le elezioni, e se poi di nuovo non votano giusto, allora direttamente organizziamo i colpi di Stato. Quello che è successo in Algeria una ventina d'anni fa è ancora abbastanza evidente. Cioè rimane una grandissima colonia che detiene la stragrande maggioranza delle risorse del pianeta, che non servirebbe aiutarla, basterebbe smettere di sfruttarla e poi dovrebbero essere loro che aiutano un pochino noi, e continuiamo con questa politica, no, di perbenismo peloso
dove diciamo anche, quindi aggiungiamo al danno la beffa. Ecco, questo purtroppo è la situazione. Uno si spera sempre che le cose a un certo punto cambino, però visti i tempi questo non è proprio una fase in cui, come dire, siamo autorizzati a pensare positivamente. Forse ai tempi di Sankara potevamo illuderci che le cose, anche del primo Gheddafi, che era un leader popolare amatissimo, lo è stato fino alla fine, in realtà con le sue eccentricità, le sue crudeltà come tutti i dittatori, ma sicuramente molto meglio di quello che gli abbiamo messo in piedi dopo. E lo stesso vale per moltissimi altri stati, laddove ci sono state dei genuini tentativi di indipendenza e di affrancarsi dal predominio occidentale. Abbiamo visto com'è finito, e adesso in qualche misura, ovviamente, in questa situazione in cui l'Occidente sta un po' gettando la maschera, Cina e Russia se ne approfittano, e voglio dire, diventa anche inevitabile immaginare come in parte andrà a finire, insomma. Certamente, questa, diciamo, è l'introduzione di un'Africa dove lo sfruttamento c'è, ma sta cambiando nel tempo, quindi sembra che sia tutto in fase di miglioramento. In realtà non è così. Allora, Padara, la sua visione della sua terra, perché lei è africano, e quale sarebbe, diciamo, la possibilità dell'Africa di diventare veramente indipendente, ma non soltanto a livello politico, perché l'indipendenza politica è sempre condizionata dall'economia. L'Africa deve diventare economicamente indipendente. Questo però va contro i nostri interessi. Prego. Sì, grazie di questa opportunità. Sicuramente mio collega ha accennato la questione. Allora, noi quando sentiamo sempre questi appelli, no, per il nostro bene, ci viene sempre la paura, perché non ci ha mai portato bene fino adesso. Allora, questa pensata nuova risponde a questi BRICS che si stanno organizzando per dare un'opportunità ai paesi meno abbienti e sfruttati di uscire comunque da una dittatura, diciamo, economica che dura da secoli. L'ha ricordato, no? Perché oggi, quando l'oro nero di oggi, che è il petrolio, corrispondeva 3 secoli o 4 secoli fa a una volta si usava la forza schiava per il lavoro nei campi. Gli uomini neri erano l'oro nero di quel tempo là. Poi dopodiché per fortuna abbiamo trovato la macchina a vapore che poi ci ha affrancato, ci ha salvato un po', ma la schiavitù nostra non è mai svanita, ok? E tuttora, perché è l'unico continente comunque che è rimasto con tutta la materia prima oggi che serve, ma anche alla riconversione, perché le terre rare, ok, ma anche l'energia pulita. Prendiamo l'esempio del Congo, perché solo il fiume può produrre, con gli investimenti giusti, tutta l'elettricità che il continente ha bisogno, anche il Sahara. Allora bisogna capire se questi investimenti sono in un intento serio di una cooperazione in cui ciascuno ci guadagna, perché poi i paesi indipendenti non esistono, perché nessun paese è indipendente, perché ciascun paese ha bisogno di un altro, anche se è piccolo. Però se riusciamo comunque a entrare in una fase in cui il mondo non è più dominato da una visione liberista, capitalistica, e entriamo in una fase in cui pensiamo che solo attraverso la cooperazione equa,
allora forse poi noi riusciamo a veramente salvare la pianeta, perché se pensiamo solo, magari è il sogno nostro in quanto giovani africani, no, di affrancarsi, di trovare la libertà e l'indipendenza, però sbaglieremo quando noi penseremo che dobbiamo svilupparsi nell'ottica occidentale, perché non sta neanche in questo pianeta sui cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo in questo contesto, in questo dibattito, portare, perché le conoscenze ci sono oggi, quando vai nelle grandi strutture internazionali trovi sempre un senegalese o un africano, vuol dire che le competenze ci sono, però la cosa che rimane è la non volontà di far emergere questo continente, perché magari qualcuno poi avrà dei problemi per avere materie prime a basso costo, oppure che non gli costa niente, perché poi basta alimentare conflitti, vendere armi, mettere tribù uno contro l'altro per poter, come in una vecchia logica, dividere per meglio governare poi quei territori. Quindi la nostra visione, come quella di Sankara che ha citato prima, era anche questa, però tutte quelle esperienze muoiono prima di nascere, perché poi qualcuno si spaventa sul serio, perché noi quando troveremo la nostra indipendenza arriveremo anche a poter dire no, il mio cacao lo vendo al prezzo che stabilisco io, no al prezzo che un broker in Olanda o qualcun altro decide, ma decido io. Certo. O se no io ti vendo anche la valore aggiunto, cioè, perché il cacao non ne faccio niente, però se lo faccio diventare in Costa d'Avorio cioccolato, bianco o fondente come voglio, allora decido io il prezzo. Certo. E non siamo ancora a questi livelli, perché qualcuno ha deciso che non deve essere così, perché alla fine ci rimetto io come Occidente. Ma se ci pensiamo bene, ci rimette che cosa? Perché oggi in Occidente i problemi che abbiamo sono l'eccesso di cose che abbiamo prodotto, non sappiamo neanche più dove metterle, sì. Quindi abbiamo dei problemi per smaltire ciò che produciamo, che non serve a nulla. Quindi una cura dimagrante in un'ottica di condivisione delle risorse che ci sono in questo pianeta Terra, che non possiamo finire, ma soltanto perché una parte del mondo piccolina si è come dire, arrogata il privilegio, oppure perché si va nel primo mondo. Oggi qual è il problema del primo mondo? Vedi tutti i ragazzi che soffrono di obesità, perché il cibo è in abbondanza, e vai dall'altra parte del mondo in cui c'è la necessità e si fa anche da male, cioè, quindi, si fa male da solo. Quindi questo sarebbe secondo me la strada giusta da percorrere, però è utopia, però noi non è utopia se insistiamo nel dire che l'Africa, per esempio, è stata privata delle scuole col colonialismo. C'erano scuole, c'era una cultura che è stata azzerata, ma questa non fa parte della storia, perché nessuno vuole parlare del colonialismo e i danni che ha fatto il colonialismo. La schiavitù non esisteva, cioè poi la sopraffazione di un uomo nei confronti di un altro fa parte del comportamento umano, ma arrivare a trasferire in America solo nel periodo inglese, quando l'America era una colonia, gli Stati Uniti erano una colonia inglese, avevano trasportato 30 milioni di schiavi di colore. E in quale maniera è meglio non descriverlo, perché sennò viene paura. Nonostante questo, addirittura venivano eliminati i nativi americani, quindi gli immigranti da una parte eliminavano i nativi, dall'altra parte importavano persone. E questo fa parte però di una narrativa che non appartiene a questa trasmissione, la prenderemo più avanti. Allora partiamo con il primo contributo: Africa, 600 milioni senza elettricità.
5 miliardi di dollari entro il 2030 per fornire a 100 milioni di africani l'accesso a una elettricità affidabile, poco costosa e rinnovabile. E questo è il programma della Banca Mondiale che, oltre ai 5 miliardi già stanziati, si è impegnata a recuperarne altri 10 di miliardi da investimenti pubblici e privati. Lo scopo è modernizzare le reti elettriche esistenti in Africa, migliorandone l'affidabilità, ma anche costruire centrali a energia solare per dare impulso al commercio transfrontaliero di energia. 600 milioni sono gli africani ancora che non hanno accesso all'energia elettrica, stiamo parlando di circa la metà della popolazione del continente, una situazione chiaramente che inibisce lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro. Ma quello che si propone è veramente uno sviluppo a favore dell'Africa e degli africani o un ulteriore step nello sfruttamento del continente africano? Con la diffusione del servizio elettrico si aprirebbe chiaramente un mercato enorme per il sistema consumistico occidentale. Pensiamo semplicemente agli elettrodomestici o a tutti i sistemi informatici, certo anche industrializzazione e lavoro. In Africa ricordiamo che in molte zone manca veramente tutto, ma per certe popolazioni sarà come un salto improvviso in un mondo del tutto nuovo. Sarà un mondo migliore? I risultati di questo modello li stiamo sperimentando anche noi e vediamo gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. Una maggiore diffusione del servizio elettrico aprirà comunque di fatto un mercato economico dal valore enorme. Tuttavia i progetti di investimento occidentali si presentano come sempre come un giano bifronte, ancora legati alla logica dell'economia coloniale che si basa sulla rapina delle materie prime africane. La valanga di miliardi che anche l'Europa e l'Occidente più in generale sono pronti a riversare in Africa non prevedono effettivamente lo sviluppo di industrie di lavorazione in loco di idrocarburi, minerali e prodotti agricoli forestali. Gran parte dell'Occidente vede lo sviluppo industriale africano come un male assoluto. È meglio continuare con l'importazione delle materie grezze per le nostre economie. Della gente poi poco importa, come sempre, perché l'importante è ottenere il massimo profitto. Appunto, a chi giova questa operazione e perché non vengono coinvolti direttamente gruppi di, chiamiamoli neo-industriali in Africa, perché naturalmente l'economia viene da fuori e se ne esce fuori dall'Africa. Questa economia non entra nell'Africa. L'Africa è uno strumento da utilizzare pro domo nostra. Prego, Toninetti. Ma, come dire, tra l'altro il cacao è molto importante. Quando pensiamo al cobalto o al coltan, ci giochiamo lo sviluppo industriale delle nuove tecnologie a livello mondiale, quindi ci sono paesi come il Congo che detengono il 50% delle risorse mondiali di questi materiali che sono fondamentali per i semiconduttori, per gli stessi computer, cellulari, eccetera. Quindi capiamo che valenza strategica enorme hanno determinati paesi nel continente africano. E come dire, il neocolonialismo, cioè questo colonialismo un po' più perfido, dove non viene giocata in prima battuta il dominio sull'economia di quel paese, sullo sviluppo, sulle linee strategiche di sviluppo di ciascun paese, si può allargare a praticamente tutto il continente africano, lo si vede laddove si fa un giro in Africa, no? Una delle cose che bisogna vederlo veramente per capire, ma chi c'è passato lo sa bene, per capire quali sono gli effetti di uno sviluppo imposto o a consumo dei produttori occidentali che esportano gli scarti del consumismo occidentale nei paesi africani. Lo vediamo con l'introduzione massiccia semplicemente di un materiale comunissimo che è quotidianamente utilizzato da noi tutti come la plastica, no? Allora, quando i miei bisnonni all'inizio del secolo scorso, vivendo in campagna con un'economia rurale ed agricola,
stavano malissimo, c'erano le carestie, c'erano i problemi, però vivendo in campagna, quando producevano dei rifiuti, i rifiuti che producevano erano tutti organici, per forza, cioè nel senso che c'era il lettamaio, e nel lettamaio finivano tutti gli scarti animali, le deiezioni, parte dei vegetali, perché poi veniva riciclato per coltivare i campi, e oltre a quello non rimaneva praticamente più niente. Quindi non c'era una raccolta organizzata dei rifiuti, non c'era una gestione tantomeno della raccolta differenziata, che è nata nei paesi occidentali negli anni '80, insomma, no? Quando noi abbiamo importato a forza uno strumento comodissimo, come un materiale comodissimo come la plastica, in economie che sono ancora a prevalenza agricola, abbiamo introdotto un elemento alieno che fa sì che quando ti avvicini a un chilometro e mezzo di qualunque paesino dell'entroterra dell'Africa centrale, di quello che volete, 1 chilometro prima si comincia a vedere un tappeto di bicchieri di plastica, piatti di plastica, pezzettini di plastica, perché non essendoci una raccolta organizzata di rifiuti, la plastica non si smaltisce da sé e anche se avessimo introdotto la plastica nel 1920 e nel 1930 in Piemonte ci saremmo trovati tappezzati di plastica, perché non era un'economia pronta a gestire la plastica, perché è basata su altri cicli e altri ritmi. Quando abbiamo cominciato a utilizzare alcuni paesi delle coste centroafricane come le nostre pattumiere di rifiuti pericolosi, perché le mafie, e non solo le mafie, o le mafie per conto o di imprese, come dire, con prodotti 5 stelle, radioattivi, esatto. Prodotti radioattivi. Per esempio i prodotti radioattivi, ma tutti i materiali pericolosi. Ricordiamo la vicenda delle famose Jolly Rosso